E dunque ben ritrovati in primo piano la cronaca. Hanno terrorizzato per mesi i loro coetanei con aggressioni, furti e rapine. Un gruppo di minorenni aveva eletto a proprio territorio di conquista la zona fra Portogruaro e Concordia Sagittaria, mettendo in allarme così decine di famiglie. Ma ora sono stati arrestati dai carabinieri, come sentiamo nel nostro primo servizio. Il primo passo, atti vandalici e piccoli furti fra i ragazzini. Poi ci hanno preso gusto aumentando la posta e diventando sempre più violenti e spavaldi. Erano il terrore dei loro coetanei. 4 giovanissimi fra i 14 e i 16 anni, originari del Kosovo ma stabilmente residenti fra Portogruaro e Concordia Sagittaria. Da qui era partita la loro attività nell'ottobre dello scorso anno, con i mosaici romani dell'area archeologica di Concordia imbrattati con lo spray. Bravata per testare la loro organizzazione. In seguito la gang è passata a ben altro. Aggredivano e rapinavano i ragazzini togliendo loro cellulari e biciclette, ma non esitavano a entrare nelle abitazioni per rubare soldi e gioielli. Altri obiettivi, i negozi, gli spogliatoi di palestre e associazioni sportive e ricreative, sia di giorno che di notte, fino al furto delle cassette delle offerte nelle chiese del territorio. Aggressivi e arroganti, anche armati. In 2 occasioni 2 giovanissime vittime sono state minacciate con un coltello alla gola. La paura di ritorsione ha mantenuto la coltre di silenzio per mesi finché qualcosa è trapelato ai genitori delle vittime. L'allarme fra le famiglie è diventato alto e le segnalazioni hanno cominciato a sommarsi nella caserma dei carabinieri. I servizi di pattuglia del territorio si sono così intensificati anche con pedinamenti in borghese finché il gruppetto criminale è stato identificato e nelle loro abitazioni delle zone di Mazzolada e Cavanella i militari hanno trovato una buona parte della rifurtiva raccolta in un anno di attività. Erano convinti dell'impunità per la loro giovane età, ma la procura minorile ha accertato che la loro indole delinquenziale era arrivata a superare il limite. Sono stati arrestati e portati nell'istituto penale minorile di Treviso.